a proposito di Natale, entriamo in collegamento con Sor Maria Rita dell'Oratorio Aquilone qui di Paolo VI. Buongiorno Maria Rita, come stai? Ciao carissima Annetta, molto bene. Tu come stai? Bene, bene. Poi quando sentiamo queste musiche così belle, subito parte il sorriso, il buon umore. E a proposito di questo, vogliamo parlare di tutte le attività belle dell'Aquilone? Certo Annetta, in questa settimana ci sarà un evento molto molto particolare che si chiama il Villaggio di Babbo Natale. Sì. Ed è la terza edizione, rientra in un grosso progetto finanziato dalla Regione Puglia per il bando Puglia Capitale Sociale 3.0. Il progetto era in gioco. Saranno 2 serate molto belle in cui i bambini sono invitati a entrare in percorsi ludico ricreativi, culturali, educativi e rientrano all'interno dell'esperienza del villaggio di Babbo Natale, quindi avranno modo di incontrare Babbo Natale, di scrivere la letterina, di ricevere la letterina da Babbo Natale, di fare alcuni laboratori ludico-ricreativi. Ci sarà la natività dove loro parteciperanno come attori protagonisti, musiche, canti e esibizioni varie, sia dei bambini dell'oratorio che anche degli adulti. Questo sono è bello. Invitati tutti, Esatto, questo è bello perché di solito nelle attività dell'Aquilone ormai sono abituata così, perché vi seguo, lo sai, Suor Maria Rita, ci sono i bambini ovviamente al centro, no? Però poi tutte le famiglie, tutti gli adulti, anche i volontari e poi anche gli educatori che sono all'interno. È bello perché ci sono i Nata Lab, no? Come li avete chiamati voi, che sono appunto laboratori di Natale, e all'interno le mascotte, gli elfi danzerini, i ventagli di Natale. È una cosa che mi fa... Cosa sono i ventagli di Natale? Perché questo ho letto... Sì, è l'esibizione di 2 ragazze bravissime che fanno parte della scuola di danza di Montemesola e che verranno a esibirsi con questa danza sui ventagli di Natale davanti alla Greppia di Betlemme. Che bello! E poi ci sono anche i mercatini e le botteghe. Da chi sono fatti? Sempre da voi? Sempre da noi, sì, siamo noi che in qualche modo attraverso una serie di attività facciamo alcuni piccoli prodotti sia di natura di tipo religioso che anche altro. Ah, ecco, bene, quindi questo è molto molto bello. Io vedo sempre che c'è un clima di festa, c'è un clima molto bello. Peraltro in questi giorni, Suor Maria Rita, c'è la novena, no? Che si sta seguendo e quindi questo è molto bello. Qual è il feedback, il ritorno dei giovani in questo senso? Anche di tipo religioso in questo periodo, di tipo emozionale, ecco, mettiamola anche così, cioè nel senso che magari quelli più piccoli non so quanto abbiano, come dire, no, contezza della loro religiosità, però magari sono emozionati rispetto a queste attività. Però ti posso dire questo, che c'è una cura educativa rispetto alla religiosità e alla crescita anche dell'amicizia con Gesù, che è importante. È come se attraverso queste attività quotidiane che noi svolgiamo nell'oratorio, grazie all'aiuto di Gesù, di Dio Padre e della Madonna, che per noi salesiani è una figura importantissima, assolutamente seminiamo piccoli semini di Vangelo, che siamo certi, come tutti i cristiani e coloro che hanno per amico Gesù, che questi semini prima o poi germoglieranno, quindi questa è l'aspettativa e questo sicuramente sarà. Grazie mille a Sor Maria Rita, io vi invito a seguire le pagine ovviamente social dell'Aquilone Vides Paolo VI. Grazie ancora, tanti cari auguri anche a voi. Grazie, ciao, un abbraccio, Annette, ciao.